Da una parte chi sta riscrivendo la sua storia, dall'altra chi in silenzio sta stupendo tutti. Roma 1927 ed Active Network aprono le danze alla 9ª giornata della Serie A, quinto nel derby del Palaolgiata. È iniziata Roma 1927 Futsal Active Network, primo possesso gestito dagli ospiti con Amans che prende campo, cercato Fortino, trovato Isgro, ci sarebbe Cutruneo ma va in porta Isgro, prima posizione di Tiago Perez, poi Fortino col piatto verso Cutruneo di Eugenio, eccolo, Cutrupi però la lascia lì, De Gan verso block, ancora Sarmiento decisivo, sempre con i piedi, scarico su Cutruneo, pressione di block, Cutruneo con la doppia giocata rischia di perderla, allora block, Cutruneo torna, poi De Gan forte, ha una spanna dal palo. C'è il fischio, si defila Fortino, Avellino da Fortino, forte in figura su Tiago Perez, poi trovato João Miguel nelle rotazioni, arriva il ruggito del 9, è avanti la Roma col piattone di João Miguel, 1-0. Avellino forte verso João Miguel, Pina può guidare la transizione, già rientrata la Roma. Allora Pina, Amans, giocatona su João Miguel, poi destro deviato, serve il guizzo di Sarmiento a negare la gioia del gol al numero 6. Avellino trova Fortino, tagliato il campo su Isgro che passa su block, Isgro col sinistro. È arrivato il fischio, Fortino con molta calma, gran traccia per Isgro che sgasa in banda, Isgro col mancino trova l'opposizione di Tiago Perez sul primo palo. Avellino con la punta forte dentro, il rimpallo sul corpo di Isgro che vale il raddoppio per la Roma. Cesaroni, palla verso Cutruneo, la palla rimane lì, block calcia, poi Ferretti due volte e poi chiude Isgro trovando João Miguel. Isgro, la palla passa, Cutrupi con la punta, si allunga Mans, angolo, siamo già di là. Pina su Cesaroni, ancora il numero 23, trova block, lascia lì per Pina, Sarmiento con riflesso, Avellino, poi Ferretti sterza e riesce a giocare di là, 3 contro 2, Pina la muove, blocca in aria, torna Cutruneo, prima lui con la punta, poi Sarmiento. Cesaroni, la solita palla sopra, Pina orienta col petto, torna da Cesaroni, pallone sotto la traversa, ha accorciato le distanze l'Active, ha segnato Paolo Cesaroni, era nell'aria il gol del 2-1. Avellino, João Miguel col tacco, ma che gol ha fatto João Miguel, la genialata del 9 che riporta sul +2 la Roma, tutti in piedi al Palaolgiata, un gioiello del 9. Cesaroni fuori, Ferretti col piattone, destro deviato, sempre da sviluppi di angolo, trova il gol l'Active con deviazione, ma probabilmente il gol verrà attribuito a Gianluca Ferretti. Palla fuori sempre per Ferretti che riesce a calciare trovando block, ma Di Eugenio bene in figura. Allora Cutrupi a campo per andare, 3 contro 3, Cutrupi con la giocata, Isgro, Tiago Perez tiene lì l'Active, Avellino nella terra di nessuno, Amans prima di Fortino, la palla di là, Ferretti con la punta, Di Eugenio con la schiena, 12 secondi, Amans col piazzato, palla fuori. Cesaroni, Amans con la punta, solo esterno della rete, davvero bisogna solo far tornare il pallone in gioco
l'ha mosso Sarmiento, ha fischiato 3 volte Marco Moro, titoli di coda al Palaolgiata. La Roma passa per 3-2 sull'Active, decisivo il gioiello di João Miguel.